Sanitari Novax, il Veneto pronto alla sospensione da agosto di chi non si è messo in regola con la vaccinazione anti-Covid. E sulla questione è intervenuto anche il presidente Zaia. I medici Novax sono come un poliziotto che non vuole usare la pistola. Crescono i contagi, 424 in Veneto nelle ultime ore, triplicati in 3 giorni. Cluster alla festa di Radio Sherwood e dopo una partita di calcetto nel Trevigiano. La caccia al coronavirus e alle sue varianti arriva direttamente sul litorale veneziano a bordo di un autobus appositamente allestito per i test rapidi. L'iniziativa Tamponi on the beach. 3 morti in 24 ore in tutta la regione. Una donna di 47 anni è morta a Caprile. 2 ragazzi ventenni hanno perso la vita a Concordia Sagittaria nel veneziano a Villa Estense nella bassa padovana. Scarcerate le 3 donne fermate per l'omicidio di Nadia De Munari, mentre un 24enne avrebbe reso la confessione del delitto. L'arma usata per il brutale assassinio non sarebbe un macete ma un martello. Matteo Salvini fa tappa al mercato di Bassano e a Conegliano, parla di autonomia e referendum per la giustizia, occhi puntati sulle elezioni amministrative di autunno. Tutto pronto a Venezia per la notte famosissima. Stasera la festa del Redentore con i fuochi, ma solo per 18.000 prenotati. È la prima grande manifestazione in Italia con il Green Pass. Ben ritrovati con l'informazione del TG Veneto. Partiamo dai contagi, andiamo a vedere la tabella. Sono 424 i nuovi positivi al Covid in tutto il Veneto. Al primo posto fra le province per numero di contagi ancora Verona con 171 nuovi infetti, segue Treviso con 81, Vicenza con 53, Padova 51, Venezia 44, Belluno con 7 e Rovigo con 5 nuovi contagiati. Oggi i direttori generali di tutte le ULSS del Veneto hanno fatto il punto su contagi e vaccini. A tenere banco la questione dei sanitari ancora non vaccinati. Personale sanitario Novax, il Veneto dunque è pronto alla sospensione da agosto. Sarebbero almeno 20.000 i sanitari che hanno rifiutato di fare il vaccino. L'indagine trevigiana sulla presunta corruzione per avere il certificato vaccinale senza aver effettuato l'iniezione, le diffide legali, le scuse inverosimili. Il problema dei sanitari Novax è diventato ormai non più rimandabile. Dopo ripetuti inviti ed incontri, il numero di medici, infermieri e OSS non ancora immunizzati in Veneto è sceso dai 40.000 iniziali, ma rimangono ancora oltre 20.000 addetti che non si sono vaccinati. La legge prevede l'obbligo e per chi non si mette in regola la sospensione senza stipendio dal servizio. Il direttore generale della Sanità Veneta Luciano Flor, dopo aver incontrato i vertici delle ULSS e i rappresentanti degli ordini professionali di medici e infermieri, ha dato l'ultimatum: da agosto partiranno le sospensioni. E sulla questione dei medici non vaccinati è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto. Sui medici ci sono 3 categorie, perché forse varrebbe la pena anche dire come stanno le cose. Chi ha studiato i vaccini e si vaccina, punto. Chi è contrario, cioè fa il Novax, e di questi ce ne sono alcuni, non tantissimi, e il Novax io mi chiedo, ma cosa hai studiato a scuola se sei contrario a tutti i vaccini, sei contrario alle vaccinazioni? Dovevi dirlo quando andavi all'università, così non ti davano neanche la laurea a questo punto, no? Cioè, come dire che un poliziotto fa tutti i corsi e poi rifiuta la pistola. Terza categoria della quale non si parla mai, non è vero che sono Novax quelli che non si vaccinano, ma sono quelli che si sono vaccinati in passato, fanno i vaccini, li fanno agli altri, si fanno i vaccini, ma davanti al vaccino del coronavirus hanno paura. Questa è la vera storia. E allora alcuni fanno in modo di non vaccinarsi. Ma se tutti avessimo fatto così, oggi saremmo ancora con gli ospedali pieni, vorrei ricordare. Perché se oggi abbiamo comunque svuotato gli ospedali è perché comunque il vaccino sta dando i suoi effetti. 200 sono i sanitari che rischiano di rimanere a casa e senza stipendio, che non si sono vaccinati. Andiamo nella Marca trevigiana, dove anche la variante Delta sta diventando prevalente. Oggi stiamo parlando di 200 persone, ma chiaramente la Commissione sta lavorando su altri numeri e man mano che la Commissione ci fornirà i nominativi noi procederemo. È la stretta finale, quella che tutti aspettavamo e finalmente siamo arrivati. L'ULSS 2 ora fa sul serio e da mercoledì invierà le diffide a tutti quegli operatori individuati come Novax, medici, infermieri e operatori sociosanitari che fino ad oggi non si sono vaccinati per scelta. Avranno 5 giorni di tempo per procedere all'immunizzazione, se non lo faranno scatterà lo stop all'attività lavorativa.
Sospensione comporta che fino al 31 dicembre 2021 non potranno lavorare nelle strutture e poi ovviamente il non lavoro comporta anche il non stipendio. Questione etica, sanitaria ma anche organizzativa, con l'ULSS che sta già mettendo in conto eventuali ripercussioni, leggi stop al piano ferie, attivazioni di straordinari o inserimento di nuove risorse. Ne parleremo anche con le organizzazioni sindacali quando sarà il momento, entro il mese. Insomma, il dado è tratto proprio nei giorni in cui il contagio riprende quota, complice la variante Delta che ha superato ufficialmente l'inglese con l'ultima rilevazione tra i casi sequenziati. 103 la Delta, quindi 100 l'inglese, 30 ciascuna, sudafricana e nigeriana, 29 la brasiliana, 11 l'egiziana. La variante Delta, come poi in tutto il mondo, ormai anche da noi adesso è 1/3 circa dei positivi. Noi stiamo vedendo però che decisamente sta aumentando, quindi è facile che vada a sostituire la variante inglese. Trend che porta ad accelerare sulla campagna vaccinale e sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni, le più interessate dal contagio e le meno vaccinate. Da qui la campagna social rivolta proprio ai ragazzi trevigiani, mentre sono 52.000 i posti ancora a disposizione. Oggi dai 12 ai 30 anni vediamo che l'adesione alla vaccinazione è bassissima. Ecco perché siamo partiti con una campagna vaccinale con ovviamente dei testimonial giovani, ecco perché diciamo alle persone l'unico modo per salvarsi da questa pestilenza, da questa Covid e dalla variante Delta è la vaccinazione. Collegata alla partita del personale scolastico, 8 su 10 sono vaccinati con seconda dose, ma si vuole superare il 90%, contagio che cresce quindi, ma che al momento non preme sugli ospedali se non per quei soggetti sprovvisti di vaccino. 4 i ricoverati al Cafoncello, tra loro una donna in gravidanza, 3 a Vittorio Veneto, una persona in terapia intensiva dove in queste settimane si deve far fronte a un alto numero di traumi per incidenti. Con la caduta delle restrizioni si è tornati a muoversi, spesso premendo sull'acceleratore. In isolamento in tutta la Marche invece ci sono circa 900 persone, anche questo un numero che, visto il trend e le regole attuali della quarantena, è destinato a crescere. Mini focolaio, andiamo a Padova, alla festa di Radio Sherwood Festival, 10 nuovi positivi, vediamo. Coronavirus. Nel Padovano c'è massima attenzione ai casi riscontrati dopo manifestazioni pubbliche. Una decina di positivi sono stati infatti registrati allo Sherwood Festival presso lo Stadio Euganeo. Secondo Ivana Simoncello del Dipartimento di Prevenzione, siamo solo all'inizio, i casi aumenteranno. Gli altri cluster riguardano padovani di rientro dalle vacanze in Spagna e Grecia. Sempre sotto monitoraggio sono i nuclei di positivi rilevati in alcuni centri estivi. La copertura vaccinale ha raggiunto quota 2/3 della popolazione sopra i 12 anni, che in provincia di Padova è poco più di 836.000 abitanti. Ci sono perciò oltre 271.000 persone che devono ancora essere vaccinate. E quindi l'appello che io faccio e vi chiedo appunto di fare con me è quello proprio di battere i coperchi e cercare appunto di aiutarci appunto di convincere i ragazzi, soprattutto le persone, ma non solamente i ragazzi, a vaccinarsi. All'appello del direttore dell'ULSS si è unito quello del sindaco di Padova Sergio Giordani. Serve un ultimo sforzo e serve subito, senza attendere settembre. Il virus non aspetta che passino le ferie e si fa giorno dopo giorno più aggressivo. Giordani aggiunge: abbiamo un sistema sanitario pubblico ed efficiente che ci dà gratis e in modo capillare un siero che salva la vita e ci protegge dal virus che ha scatenato la peggiore epidemia del secolo. Vacciniamoci. La caccia al virus e alle sue varianti arriva direttamente sul litorale veneziano. Andiamo a vedere l'iniziativa Tamponi on the Beach a Jesolo. Test rapidi di positività al coronavirus gratuiti e senza prenotazioni in piazza Mazzini a Jesolo, grazie a un autobus appositamente allestito dove il personale dell'ULSS 4 effettua tamponi di ultima generazione fornendo l'esito dopo qualche minuto. Abbiamo deciso di adottare questa strategia, la riproporremo anche per altre iniziative di prevenzione e quando parliamo di prevenzione si intende non solo l'attività di diagnosi come in questo caso, ma anche l'attività ad esempio di vaccinazione, di promozione della salute che vogliamo fare nei confronti delle persone andando direttamente nei luoghi dove le persone si trovano. Un'iniziativa che oltre all'azienda sanitaria ha visto la copartecipazione di diversi soggetti, tra gli altri il SILB, sindacato dei locali da ballo, e ATVO, l'azienda trasporti Veneto Orientale.
abbiamo dato un autobus ecologico, poi fra le altre cose, perché lo vedete da Geco che sono i nostri autobus ibridi. Lo abbiamo allestito per l'occasione, quindi abbiamo fatto dei piccoli interventi per rendere il lavoro delle persone che ci sono più agevole e più agevole anche per l'utenza. La comodità di avere a portata di mano un centro tamponi dall'esito immediato è un'opportunità che riscuote consensi. Io lo faccio perché devo andare alla festa del Redentore. Ho fatto i 2 vaccini, voglio vedere se hanno funzionato. Ho accusato qualche sintomo e sono qui in vacanza e ho trovato molto comodo questa postazione. Essendo comodo qua in piazza, più gente secondo me va a farselo che andare in dogana, è più complicato per la gente. Tamponi on the Beach è un progetto itinerante dell'ULSS 4 che oltre a Jesolo è stato a Fossalta di Piave e domenica sarà all'outlet di Noventa dalle 15 alle 18. Lunedì e martedì poi sempre dalle 15 alle 18 in piazzale Zenit a Bibione, per poi tornare in piazza Mazzini nella seconda parte della prossima settimana. È un dovere da parte nostra essere presenti e collaborare per questa iniziativa perché è un bene che va alla comunità. Come dicevo, la comunità in questo caso è la comunità dei residenti e la comunità degli ospiti che in questo tempo frequentano la nostra località. Apriamo la pagina della cronaca, alcuni incidenti mortali nelle ultime 24 ore. Partiamo da quello di Caprile dove ha perso la vita una donna di 45 anni. Sbanda sulla sinistra e si schianta contro un furgone della Lattebusca adibito al trasporto di prodotti alimentari. Incidente mortale stamattina poco dopo le 8 all'uscita di Caprile all'altezza dell'hotel Montecivetta. Non c'è stato nulla da fare per Carla Scola, 47 anni, originaria di Falcade, ma da anni residente all'Aste di Roccapietore. La donna è morta sul colpo all'interno dell'auto praticamente disintegrata nell'impatto. Il racconto del sindaco di Roccapietore che in macchina era diretto a Cencenighe. Ho visto sto bruttissimo incidente, ho capito subito che la strada che logicamente era interrotta, mi sono fermato e poi abbiamo scoperto quando sono arrivati i carabinieri che era una mia cittadina, insomma mi dispiace. La donna viaggiava a bordo della sua Peugeot 205 in direzione Roccapietore quando d'un tratto ha perso il controllo della sua auto che sbandando ha invaso la corsia opposta finendo la sua corsa contro il camioncino. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la porta del camion per togliere l'autista che era bloccato dentro. L'uomo sotto shock e ferito è stato trasportato all'ospedale per accertamenti. Raccapricciante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori. Oltre all'ambulanza del pronto soccorso di Agordo è atterrato l'elicottero Pelican di Bolzano. Purtroppo ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso della donna e prestare le cure al conducente del furgone. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi di legge eseguiti dai carabinieri di Arabba e dai colleghi della vicina stazione di Caprile. Poi ha perso la vita un ragazzo di 28 anni nella Bassa Padovana, siamo a Carceri, aveva appena chiuso la sua prima giornata lavorativa nel nuovo locale che aveva appena inaugurato. Dramma nella notte a Ville Estense, nella Bassa Padovana, ha perso la vita in un incidente. Giacomo Berto, 28 anni. Per il giovane era stata una serata di festa. Tornava a casa infatti dall'inaugurazione del suo nuovo locale che aveva preso in gestione a Carceri. Le immagini della festa continuano a scorrere su internet. In questo video lo si vede mentre prepara la degustazione. Alle 4:30 di sabato mattina la sua vita si è fermata a pochi metri da casa sua. Il 28enne, infatti, rientrando dall'inaugurazione del suo locale, è finito fuori strada mentre era alla guida della sua Alfa Mito, schiantandosi contro un palo della luce. Subito soccorso è stato trasportato dagli operatori del SUEM 118 verso l'ospedale di Monselice, ma non ce l'ha fatta. Il giovane, infatti, è morto lungo il percorso. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Giacomo aveva compiuto 28 anni pochi giorni fa, volto noto della Movida delle Estense, conosciuto ed apprezzato, è mancato proprio la notte dell'inaugurazione di quello che per lui era un sogno, un traguardo raggiunto. Un altro ragazzo ha perso la vita a 23 anni, Tiziano Masiero, è morto in un incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Concordia Sagittaria. Per cause in via di accertamento l'auto su cui viaggiavano, Lancia Y, è uscita di strada finendo contro un albero. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto pompieri e sanitari del 118. Tiziano lascia mamma, papà e 2 fratelli.
Siamo all'omicidio in Perù della missionaria laica di Schio Nadia De Munari. Ieri la svolta nelle indagini con 4 persone arrestate, solo uno è reo confesso, le altre 3 sono state scarcerate. Un omicidio sconvolgente, aggredita e uccisa nella notte tra il 20 e il 21 aprile nella comunità dove era direttrice di 6 scuole d'infanzia come volontaria per l'operazione Mato Grosso. A 3 mesi dall'assassinio di Nadia De Munari, la missionaria laica di Schio, 4 persone ieri sono state arrestate. Una svolta nelle indagini che oggi segna un nuovo colpo di scena. I magistrati peruviani, a quanto pare, avrebbero scarcerato 3 donne fermate per l'omicidio, trattenendo solo un ragazzo di 24 anni che avrebbe confessato il delitto. L'arma usata per il brutale assassinio non sarebbe stato un macete, come ipotizzato in un primo tempo, ma un martello che il giovane aveva con sé. Nadia De Munari era morta il 24 aprile scorso in ospedale a Lima dopo 3 giorni di agonia in seguito alle ferite riportate. Una brutta vicenda ancora più sconvolgente per la futilità dei motivi che l'avrebbero causata: il furto di alcuni telefoni cellulari. L'intera comunità scledense aveva tributato l'ultimo saluto a Nadia De Munari a maggio nel palazzetto dello sport Livio Romare, rendendo omaggio alla missionaria che aveva dedicato la sua vita ai bambini dall'altra parte del mondo. La politica, Matteo Salvini fa tappa al mercato di Bassano nel tour di promozione del referendum per la riforma della giustizia. Poi nel pomeriggio era nel Coneglianese. Dei migliori spettacoli di baby dance, la Lega bassanese ha accolto il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Il meglio che il Carroccio cittadino sia riuscito a fare, vista la limitata partecipazione di persone nonostante la giornata di mercato. Al gazebo allestito in Viale delle Fosse solo i soliti noti. Sindaci del comprensorio, qualche assessore, qualche consigliere, qualche nostalgico, ma non i numeri che ci si sarebbe aspettati con l'arrivo di Salvini a Bassano. Bassano definita addirittura da qualcuno trionfalmente roccaforte della Lega, con tanto di sindaca leghista, con tanto di presidente del Consiglio Comunale leghista. Beh, povera Lega, verrebbe da dire. Ma tornando a noi, il segretario nazionale del partito ha fatto tappa per promuovere in realtà la raccolta firme per il referendum relativo alla riforma della giustizia. Una firma fondamentale perché ci siano processi veloci, certezza della pena. Un processo non può durare 10 anni, non ci possono essere milioni di italiani che per anni rimangono in sospeso, significa famiglie rovinate, aziende fallite, quindi anche nei tribunali chi sbaglia paga e bisogna essere veloci come in tutti gli altri uffici del mondo. Salvini ha toccato anche la questione Green Pass e ipotesi ritorno in zona gialla, visto l'aumento di numero di contagi da Covid delle ultime ore anche in Veneto, andando però a scongiurare il peggio. Bisogna mettere in sicurezza tutti coloro che hanno più di 60 anni, che sono quelli che hanno rischiato di più e sono morti di più, quindi invitare tutti coloro che ancora non l'hanno fatto a vaccinarsi, quindi completare l'opera di vaccinazione su coloro che sono a rischio, i nostri genitori, i nostri nonni, senza complicare la vita ai giovani che hanno sofferto per 1 anno e mezzo. Quindi non si torna in zona gialla, non c'è il pericolo di tornare in zona gialla? Tutti i governatori di tutti i colori politici di tutta Italia dicono che bisogna passare dal criterio dei contagi al criterio dei ricoverati, come è giusto che sia, e quindi conto che sia un'estate sana, sicura e di lavoro. Non voglio pensare a chiusure, limitazioni o altro. Ora a Venezia, grandi preparativi per il Redentore, la notte famosissima, la vera prima prova del Green Pass. Ci colleghiamo in diretta con il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buonasera. Sì, buonasera Anna, buonasera a tutti i nostri telespettatori. C'è un'atmosfera di grande attesa qui a Venezia, lungo le rive e anche davanti al bacino di San Marco. Alle 23:30 inizierà lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio, 40 minuti circa di bagliori che illumineranno il cielo di Venezia. Questa mattina e nelle ore del pomeriggio la preoccupazione maggiore riguardava il meteo, perché questa mattina ha leggermente piovuto, il tempo era coperto, ma ora si comincia a vedere che tutto sta procedendo per il meglio, quindi non dovrebbe piovere. Lo spettacolo
pirotecnico naturalmente è confermato. Ricordiamo, Anna, che è anche attesissimo in quanto lo scorso anno non si era potuto svolgere proprio a causa della pandemia. In bacino ovviamente le imbarcazioni hanno dovuto prenotare, quindi gli accessi sono contingentati, 3.000 circa le imbarcazioni, 18.000 le persone che si stimano potranno assistere anche da lungo le rive lo spettacolo. Tutto è pronto e se non hai domande dallo studio ti restituirei la linea. Lorenzo, è la prima grande prova dunque del Green Pass, sono tanti i turisti anche che sono arrivati a Venezia e hanno esibito il codice per poter accedere alla festa. Hai visto il movimento, la grande operazione di messa in sicurezza di questa festa? Sì, è una festa che è un po' anche la prova generale rispetto ai grandi eventi che ci potranno essere anche nei prossimi mesi, non solo per Venezia ma un po' per tutta l'Italia. Quindi ancora una volta Venezia è capofila, come lo è stato lo scorso anno in occasione della Mostra del Cinema. Devo dire che è davvero molto capillare, molto importante l'organizzazione che è stata messa in piedi per garantire ai varchi gli accessi in maniera ordinata, senza ovviamente assembramenti. È stato anche uno stimolo per molti il fatto di poter venire a Venezia a farsi il tampone, quindi in qualche misura anche ad essere controllati e vaccinati. Per cui ora verso le 22:30 avremo poi una visione un po' più generale per capire le persone come lentamente andranno verso le rive per assistere fuori. Comunque è imponente, lo ricordiamo ancora una volta, anche lo sforzo della protezione civile, dei tantissimi volontari che sono stati mobilitati dall'amministrazione dei vari enti proprio perché Venezia non perdesse l'occasione di festeggiare questo Redentore che per tutti è anche un segno un po' di speranza e di buon augurio per uscire dalla pandemia dopo che Venezia è stata liberata dalla peste nel 1577, perché lo ricordiamo, la festa del Redentore ha proprio questo episodio storico che l'ha originata. Domani poi il grande pontificale del Patriarca Francesco, che peraltro seguiremo in diretta a partire dalle 18, che verrà celebrato nella Basilica del Santissimo Redentore a partire dalle 19. Grazie Lorenzo Maier, l'hai anticipato tu. Dunque la diretta di domani a partire dalle 18, la messa poi alle 19 alla Basilica del Palladio dell'Isola della Giudecca. L'emozione del Redentore dunque tra festa religiosa ma anche festa civile nella diretta di domani, e così il telegiornale di Treviso in via del tutto eccezionale sarà trasmesso alle 20:30, in diretta dunque da Venezia a partire dalle ore 18. Ed ora torniamo a Padova con una bella intervista con il professor Luigi Dal Paus, ex professore di idraulica al BO di Padova. È stato tra i redattori del piano regionale dei grandi rischi su quanto è successo nei giorni scorsi in Germania e in Belgio. Non ha dubbi, non è solo una questione di meteo, ci sono le responsabilità dell'uomo. Le alluvioni non sono mai tutte causate solo dal maltempo, ma anche dai comportamenti dell'uomo. Su quanto successo nei giorni scorsi in Germania e negli anni anche in Italia e nel Veneto, Luigi Dal Paus, professore emerito di idraulica all'Università di Padova e componente della Commissione Grandi Rischi della Regione del Veneto, non ha dubbi. Quello che invece deve essere assolutamente evitato è occupare spazi che siano idraulicamente o geologicamente pericolosi. E questo è un fatto che persiste purtroppo. Abbiamo ricevuto tante lezioni, ma le alluvioni, come si dice qua dalle mie parti, sono un mal de smentegoni. È un male che rapidamente dimentichiamo e dopo un po'
ritorniamo a tenere gli stessi comportamenti di prima. Sono i nostri comportamenti che devono essere modificati. Anche in Veneto, nonostante il lockdown nel 2020 abbia fermato molti cantieri, sono stati cementificati altri 682 ettari di suolo, come riportato nel rapporto ISPRA-SNPA. In Germania come in Italia, dice Dal Paos, i fenomeni meteo sono stati sì particolarmente gravi, ma le conseguenze che hanno generato non devono stupirci, ma farci pensare. Che la responsabilità dell'uomo, l'insipienza dell'uomo nell'aver occupato spazi che probabilmente non dovevano essere occupati è forse una delle cause importanti di tutto quanto, soprattutto dei danni che si producono e anche purtroppo in questo caso dei morti e delle vite che perdiamo. Si è tenuto oggi il premio giornalista TV locale del Veneto, prima edizione dunque anno 2021, voluto e proposto dall'Associazione Culturale Noalese Associazione 2010, che ha voluto nella sua prima edizione premiare chi da sempre ha informato i veneti tramite le TV locali. Il premio è stato assegnato al nostro direttore Luigi Bacialli. Questa era l'ultima notizia di questa edizione, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Domenica 18 luglio all'insegna di un tempo in prevalenza buono. Qualche disturbo ci sarà, ma vediamo nel dettaglio la situazione con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto ci attende una giornata decisamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore qualche addensamento sui settori montuosi e pedemontani dove non si escludono dei rovesci che localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura. Temperature in aumento, minime tra 18 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 30 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, tanto sole e cielo poco nuvoloso, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con qualche precipitazione intervallata da parentesi un po' più soleggiate a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno a 18-19 gradi, massime sui 33 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.